Continuano ad aumentare i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Treviso. Nella seconda tornata di tamponi di controllo effettuati al Bombozzolla, su 240 test sono emerse 2 nuove positività, un ospite e un'operatrice del centro, entrambi asintomatici e in isolamento. Il cluster del Bombozzolla arriva così a 12 positività, ma non rappresenta motivo di preoccupazione perché circoscritto. All'oggi sono arrivati a 12 col secondo giro di tamponi, siamo arrivati a 12 persone che sono, come dire, contagiate, però del medesimo nucleo, quindi sì, contagio sì, ma comunque, come dire, circoscritto. E tra una decina di giorni sarà effettuato un nuovo giro di tamponi. Un secondo cluster monitorato è quello emerso nell'ultima settimana, rilevato su una coppia di anziani sintomatici e ricoverati. L'indagine epidemiologica ha evidenziato altre 7 positività a loro collegate, 2 badanti, il figlio di una di loro e 4 familiari della coppia di anziani. E il terzo cluster, che speriamo sia limitato, è quello della persona che è andato con la moglie in ferie in Croazia e quindi di conseguenza son tornati e lui è risultato positivo. Infine l'indagine epidemiologica del SISP su un operatore della casa di riposo del Bellunese, risultato positivo, che ha permesso di appurare che nel Vittoriese ha fatto solo una breve sosta in un bar e non sarebbero quindi necessari tamponi di controllo in ambito ULS 7. Elevato il numero dei contagiati post-lockdown al punto che il Veneto schizza al più alto indice RT, tema su cui torna il presidente della regione Zaia, spiegando che il territorio è sotto controllo e le classifiche non fotografano la dimensione reale dei fatti. Partendo da oggi, se fra una settimana la regione Veneto passa da 2 contagiati a 4, cioè li raddoppia, e un'altra regione passa da 100 contagiati a 180, cioè ne ha 80 in più, l'RT del Veneto schizza perché ha raddoppiato da 2 a 4. Chi passa da 100 contagiati a 180 non ha lo schizzo dell'RT. Per cui, peraltro, l'R con T, cioè quello che poi fa le classifiche, ha un altro limite, che se tu non puoi confrontare i miei dati con quelli di regioni che non fanno tamponi o ne fanno pochissimi. E allora capisci che questa è una classifica che lascia il tempo che trova. Non bisogna abbassare la guardia, il monito del presidente che punta il dito sui contagi di ritorno.